con 3 consorzi non si può andare avanti, bisogna fare un consorzio unico. Basta personalismi sul Prosecco. La bacchettata arriva dal presidente della Camera di Commercio di Treviso e Belluno, ma anche presidente di Union Camere Veneto, Mario Pozza, che non ci sta più a vedere 3 identità per un prodotto unico al mondo e che per questo chiede invece coesione nella gestione. E di esempi in Europa e nel mondo Pozza li tira fuori senza mezzi termini. Quanti consorzi vediamo per vini unici come lo Champagne o il Beaujolais, solo per restare nel settore enologico? Certo, sottolinea il numero 1 di Palazzo Borsa, ogni possibile fusione va certamente preparata e condivisa, ma qui siamo ancora prima, al punto che a manifestazioni come il Vinitaly l'immagine che abbiamo dato è più divisa che mai. Ora la grande occasione da parte dell'UNESCO deve far riflettere chi di dovere. Se arriva a questo riconoscimento ci deve essere un solo referente e questo bisogna che lo capiscano. Non si può andare avanti con 3 consorzi, ci vuole strategia, risorse uniche, progettazione unica. Possibile che ogni volta, per alcune gelosie di singoli, si rischi di rovinare opportunità formidabili per la nostra economia e il nostro territorio? Il Prosecco deve avere un unico referente mondiale per affrontare quella svolta epocale che la valorizzazione UNESCO delle sue colline porterà nella Marca e nel Veneto. Una potenzialità enorme di poter arrivare a Treviso, migliaia di turisti, ma soprattutto un turismo di nicchia, un turismo particolare, molto ricco, e i risultati che abbiamo visto in altre realtà dove c'è stata questa valorizzazione con questo riconoscimento, ovviamente ne hanno beneficiati tutti i settori, non solo il settore del Prosecco, ma soprattutto tutto l'indotto che ne va dal commercio all'agricoltura, addirittura anche l'industria. Ecco perché con un marchio universale come il Prosecco è vietato sbagliare. Una sola identità del Prosecco, altrimenti rischiamo che questo prodotto diventi un prodotto che non ha quel valore che noi stiamo dando e che stiamo portando nelle nostre tasche da imprenditori.